Buongiorno a tutti i nostri telespettatori, ben ritrovati. Anche oggi, sono le 12 in punto, all'appuntamento con l'informazione di Focus TG. Come sempre siamo in diretta, vi ricordo che lo saremo fino alle 13:30, un'ora e mezza per portare a casa vostra le notizie del territorio, tutti gli ultimi aggiornamenti, insomma per tenervi informati di tutto quello che è successo, di tutto quello che sta succedendo nel nostro territorio. Ebbene, edizione questa odierna di Focus TG molto importante, avremo tanti collegamenti live. Oggi è il giorno della consegna delle firme contro, diciamo, la disorganizzazione nell'ULSS 7, quindi firme raccolte per una sanità migliore che verranno portate proprio fra poco, anzi in questi minuti che noi seguiremo in diretta con la nostra collega Ilaria Marchiori a Venezia, alla Regione, all'attenzione di chi insomma gestisce la sanità del Veneto. Non solo giornata di appunto consegna delle oltre 3.000 firme raccolte nel territorio bassanese per appunto chiedere una sanità diversa, ma oggi è anche il giorno del day after, il giorno dopo il crollo del palco a Bassano del Grappa, palco sul quale si sarebbe dovuta esibire questa sera Elisa, la cantante insomma, che avrebbe aperto proprio a Bassano il suo tour. Ebbene, ieri vi abbiamo raccontato con immagini esclusive di una tragedia sfiorata, la copertura del palco che è crollata fortunatamente durante la pausa pranzo, quando sul palco non c'erano operai, solo 2 persone rimaste ferite e anche in questo caso per fortuna ferite lievi, ma saremo sul posto con la nostra collega Chiara Gaiani per tutti gli ultimi aggiornamenti e poi tanta cronaca, tanta attualità. E allora iniziamo subito, apriamo il nostro giornale con come di consueto la cronaca. Purtroppo si tratta di cronaca nera perché scorre ancora sangue sulle strade trevigiane, stavolta a perdere la vita a Montebelluna mentre era in sella sulla sua moto un 42enne. Una curva lungo via Montello, la strada che collega Montebelluna con la frazione di Caonada. È notte, l'una circa. Patrizio Tormena in sella alla sua Yamaha R1 e verso l'una, per causa in corso di accertamento, ma dai primi rilievi senza coinvolgere altri mezzi, sbatte con violenza contro il muro di pietra che costeggia la strada. È un attimo, l'impatto è terribile. Patrizio, 42 anni, rimane sull'asfalto. Arrivano i soccorsi ma non possono fare nulla. Arrivano anche i carabinieri della compagnia di Montebelluna per i rilievi dell'incidente e per gestire il traffico, ovviamente scarso a quell'ora. Durante il giorno invece questa è una strada molto trafficata. È una zona pericolosa perché c'è un intenso traffico e la viabilità, diciamo che è una soluzione definitiva, secondo me è difficile da trovare perché hanno fatto costruire questa zona industriale qui sotto che ha accessi sempre un po' improvvisati, secondo me, non ben organizzati. Passare con le bici di qua come lei, in questo caso un po' di timore. Passare con le bici, questa è una pista ciclabile anomala, nel senso che non ha visibilità ed è anche pedonale. Del resto gli spazi sono quelli che sono. Patrizio era un grandissimo appassionato di moto, quella moto che aveva inforcato al mattino per una gita lungo le strade della Marca. Residente a Vidor, nella frazione di Colbertaldo, lavorava in un mobilificio di Moriago. Conosco bene lui e la famiglia e la testimonianza del sindaco Mario Baido di Vidor. Siamo una comunità colpita duramente. Patrizio è il quinto concittadino che perde la vita in incidenti dall'inizio del 2022. Siamo vicini alla famiglia e ai genitori e al fratello che non vive più a Vidor. Faremo il possibile per sostenerli. Da tempo lo vedevamo in sella alla sua moto, sapevo di questa sua grande passione e alcuni amici poi l'avevano incontrato a Colbertaldo in serata proprio poche ore prima del tragico schianto. Un'altra vittima a perdere la vita, anche in questo caso un centauro, una vacanza sui Pirenei, poi il tragico schianto con la moto, muore Daniela Casagrande, 47enne, ferita gravemente.
Avevano deciso di trascorrere una breve vacanza sui Pirenei. In sella alla loro moto si erano diretti in Francia. Ieri mattina la tragedia. Uno schianto terribile poco dopo le 10 vicino a Nîmes, nella Francia meridionale. Fatale, un tamponamento ad un furgoncino che trasportava materiale edile. Sbalzato dalla Selle, Daniele Casagrande, 47 anni, non ce l'ha fatta. È morto a causa delle gravi lesioni riportate. Ferita gravemente la moglie, 45 anni, trasportata d'urgenza all'ospedale cittadino. A terra la moto, la passione dei coniugi, le borse, gli effetti personali, l'ennesima tragedia della strada. Saranno le forze dell'ordine ora a ricostruire l'esatta dinamica del drammatico incidente. La notizia è arrivata subito a Vittorio Veneto, dove marito e moglie vivevano ed erano molto conosciuti. Sotto shock la comunità. Daniele è uno storico carrozziere vittoriese, era titolare con il fratello Nicola della carrozzeria Vittoria di via Marinotti. In queste ore la famiglia sta organizzando un viaggio in Francia per gestire le pratiche di rientro della salma e il trasferimento della moglie ricoverata in ospedale al nosocomio vittoriese. Chiaramente si trattava di Daniele Casagrande, la vittima di questo tragico incidente sui Pirenei, e noi purtroppo dobbiamo continuare a parlare di cronaca nera. Altro incidente, schianto in scooter contro un palo della segnaletica. Muoiono padre e figlia a Correzzola. Una famiglia distrutta in pochi istanti, lo schianto contro un palo della segnaletica e 2 vite, quella di padre e figlio spezzate di colpo. Elisa e Alfredo Bergamasco, 33 e 60 anni, ieri sera verso le 18:30 stavano andando al lavoro in scooter, stavano percorrendo la strada provinciale Settere Bosola a Correzzola in direzione Chioggia, dove gestivano la pizzeria Dal Mago. All'improvviso, secondo quanto ricostruito dai carabinieri intervenuti sul posto, il conducente avrebbe perso il controllo dello scooter andando a sbattere contro un palo della segnaletica stradale. Il colpo violento ha fatto disarcionare padre e figlia, che sono stati sbalzati violentemente contro la cartellonistica. Per Elisa Bergamasco non c'è stato nulla da fare, è morta sul colpo. Il padre, Alfredo, invece è spirato in serata dopo essere stato trasportato in ospedale a Padova. I carabinieri stanno cercando di capire cosa abbia provocato la fuoriuscita di strada dello scooter guidato da Alfredo. Padre e figlia erano molto conosciuti a Chioggia, dove gestivano la pizzeria di famiglia. Tra poche settimane avrebbero aperto un altro locale a Civè di Correzzola. Elisa da qualche tempo viveva a Cona insieme al marito e alla figlia piccola, mentre papà Alfredo viveva a Chioggia. In pochi giorni si tratta del terzo incidente mortale lungo le strade del Padovano che coinvolge dei motociclisti. E come detto in apertura, ieri è stata solo sfiorata la tragedia a Bassano del Grappa, dove è crollato il palco sul quale appunto questa sera si sarebbe dovuta esibire Elisa in un concerto molto atteso non solo a Bassano ma in tutto il Veneto. Ebbene, attimi di paura ieri al Parco Ragazzi del 99, l'incidente è avvenuto durante la pausa pranzo. Questo ha fatto sì che sul posto fossero presenti pochissime persone, pochissimi operai. 2 sono rimasti feriti. Riassumiamo tutto quello che è successo nel prossimo servizio. Ore 13 o giù di lì nel Parco Ragazzi del 99 di Bassano, improvvisamente l'aria è squassata da un rumore fortissimo. Subito dopo le urla, le richieste di aiuto, scatta la macchina dei soccorsi, è crollato il tetto del palco del concerto di Elisa e il preludio di una doppia giornata di festa rischia di trasformarsi in tragedia. Sono ancora in via di definizione le cause del crollo della struttura allestita nel polmone verde bassanese per il concerto di apertura del tour nazionale della cantante Elisa e per la 2 giorni di musica organizzata a ridosso del grande evento. Chi era in zona ha raccontato di aver sentito un fortissimo boato e subito dopo le urla dei feriti. Un gran boato perché stavamo mangiando in giardino, abito qui di fronte, e le grida di aiuto del ragazzo, e siamo subito accorsi qui per vedere, e chiamato 118 per vedere se c'era bisogno di un aiuto anche materiale, nel senso che io sono infermiera, però ci hanno subito allontanato giustamente perché c'era pericolo di nuovi crolli e poi sono arrivati subito i sanitari nel giro di pochi minuti. 2 persone che stavano lavorando nell'area sono rimaste ferite. Pare che uno dei 2 operatori sia stato parzialmente travolto dal crollo della struttura metallica.
è stato comunque subito estratto e sottoposto alle prime cure dai presenti. Poi sono accorsi nel parco cittadino i sanitari del SUEM che l'hanno preso in consegna. Le condizioni dei 2 feriti non sarebbero gravi. L'area è stata immediatamente transennata e subito dopo la partenza dell'ambulanza per il San Bassiano sono iniziate le verifiche su quanto è accaduto nella struttura. Nel parco, poi chiuso con ordinanza municipale, sono arrivati i vigili del fuoco e i carabinieri di Bassano, oltre al personale dello Spisal e della Questura. Sono state raccolte le informazioni da chi stava lavorando nel cantiere del grande spettacolo per capire la dinamica di un crollo che poteva trasformarsi in tragedia. Pochi minuti prima che la copertura collassasse c'erano infatti molte persone che lavoravano sul palco, salvate letteralmente dalla pausa pranzo. E ieri a Caldo, pochi attimi dopo questo incidente, abbiamo ascoltato le voci di chi era presente a partire dal primo cittadino di Bassano. Scongiurato il peggio, è stato annullato il concerto di Elisa previsto per domani, martedì 28 giugno, al Parco Ragazzi del 99, che avrebbe dovuto inaugurare il nuovo tour estivo dell'artista Back to the Future, progetto live realizzato pensando all'ambiente. L'evento sarà spostato a nuova data che i 2 punti eventi e Comune di Bassano stanno ora definendo. Intanto a parlare è la sindaca di Bassano, Elena Pavan, avvicinata proprio davanti al luogo dell'incidente. Bruttissimo incidente che ci rattrista molto, però sinceramente poteva andare molto peggio, nel senso che fortunatamente la persona ferita, ma in modo lieve, sembra essere una sola. Questo perché l'incidente è accaduto durante la pausa pranzo, perché sarebbero bastati alcuni minuti di differenza e le persone sotto il palco crollato erano in numero superiore, quindi è un pericolo, una tragedia scampata. Ebbene, 2 punti eventi e il Comune di Bassano hanno comunicato proprio poco fa la nuova data del concerto di Elisa che si terrà il 3 di agosto. Ma sul posto questa mattina abbiamo mandato la nostra collega Chiara Gaiani, che è in diretta, in collegamento con noi per tutte le ultime notizie, tutti gli ultimi aggiornamenti su questo fatto di cronaca che poteva trasformarsi in tragedia. Chiara, sei sul posto, a te la linea. Buongiorno Alex e buongiorno a tutti i telespettatori. Sì, ci troviamo all'esterno del Parco Ragazzi del 99. Come vedete, ringrazio il collega Renzo Rigon per la collaborazione. Il parco è ancora chiuso con ordinanza 321 emessa ieri del 27 giugno. All'interno del parco possiamo notare come ci siano alcuni dipendenti dell'organizzazione, probabilmente, che sono ancora al lavoro. Tutta la zona dove è avvenuto il grave incidente ieri poco dopo mezzogiorno è ancora transennata e quindi non è accessibile. Un parco che resta chiuso nella sua interezza. Abbiamo anche trovato alcuni cittadini che tentavano di entrare per trovare refrigerio e purtroppo hanno dovuto tornare a casa. Il concerto di Elisa doveva essere questa sera e invece è stato rinviato alla data del 3 agosto. La cantante lo ha pubblicato anche in tutti i suoi social. Tutti i biglietti che erano stati venduti potranno essere riutilizzati nella data del 3 agosto. Un concerto, la tappa proprio inaugurale del tour di Elisa Back to the Future, che ha trovato questo grave incidente sul suo percorso. I 2 operai che sono stati coinvolti dal crollo del tetto della copertura del palco per fortuna non sono in gravi condizioni. Ecco, tutti gli aggiornamenti ovviamente nell'edizione di questa sera. Nel frattempo una notizia a tutti i cittadini di Bassano: per ora il Parco Ragazzi del 99 resta chiuso. Alex, se non hai altre domande qui da Bassano ti restituisco la linea. Grazie a Chiara Gaiani e Renzo Rigon per questo collegamento in diretta. Noi rientriamo in studio per lanciare la pubblicità. Ci rivediamo fra pochissimo perché abbiamo ancora tante notizie di cronaca e poi il collegamento live da Venezia per la consegna delle firme contro questa ULSS 7, firme raccolte dai cittadini per una sanità migliore. A fra poco.
Ben ritrovati a Focus TG, sono quasi le 12:20, fra poco ci collegheremo in diretta con Venezia per l'arrivo dei consiglieri dell'area vasta bassanese con le 3.000 firme raccolte qui in zona Bassano per chiedere, sono 3.000 firme di cittadini che chiedono un cambio, chiedono una sanità migliore, chiedono una gestione diversa dell'ULSS 7. Bene, seguiremo questo momento importante, appunto un momento in cui la Regione viene messa di fronte alle proprie responsabilità e chiamata in causa dai cittadini per dare risposte. Noi, in attesa di seguire questo importante momento, continuiamo con la pagina di cronaca, ci spostiamo a Treviso, scontro tra due auto proprio in città, in pieno centro, 2 persone ferite. Uno scontro violento tra due auto in pieno centro a Treviso. Una delle due vetture si è capovolta completamente finendo contro un cordolo stradale. Momenti di paura per l'automobilista rimasto incastrato dentro la vettura. L'incidente è avvenuto intorno a mezzanotte all'incrocio tra Borgo Cavalli e via Oriani. I residenti hanno raccontato di aver sentito un forte boato, poi hanno visto la macchina capovolta ed hanno pensato al peggio. Immediatamente sono stati allertati i mezzi di soccorso. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e gli uomini del SUAM 118. 2 le persone ferite, ma fortunatamente in maniera lieve. Sono state trasportate poi in ospedale per essere medicate. È un episodio scioccante. Ieri si è verificato a Vicenza, dove 2 uomini hanno palpeggiato una bambina di soli 10 anni in piscina. Bloccati dalla sicurezza, un indiano è stato arrestato dalla polizia. Molestata mentre nuota in piscina. Una bambina di 10 anni sarebbe stata toccata ripetutamente nelle parti intime da 2 uomini. Sono le 5:30 del pomeriggio quando un addetto alla sicurezza delle piscine comunali di via Forlanini a Vicenza lancia l'allarme al 113. Sul posto le pattuglie della squadra volanti raccolgono le testimonianze, in particolare di un frequentatore delle piscine che, avendo assistito personalmente al fatto, aveva allertato il padre della bimba e la direzione. Gli agenti prendono in consegna i presunti responsabili, 2 indiani, un operaio agricolo di 36 anni e un collaboratore domestico di 43. Ricostruita la vicenda e raccolta la denuncia del padre della vittima, gli agenti sequestrano il telefono del 36enne e da una prima analisi vengono confermati i sospetti che contenga immagini pedopornografiche. L'uomo è stato arrestato e trasferito nella casa circondariale di Vicenza, mentre l'altro straniero è stato denunciato in stato di libertà per molestie sessuali in danno di minore. Su disposizione del questore di Vicenza, Paolo Sartori, l'ufficio immigrazione ha avviato immediatamente le procedure per la revoca dei permessi di soggiorno e per l'espulsione dall'Italia dei 2 indiani, una volta concluso l'iter processuale a loro carico. Ed è stata una mattinata di paura a Bibione, spari tra le case ieri mattina, 3 feriti, questo il bilancio di appunto una mattinata di grande paura. Ben 2 le sparatorie avvenute poco prima delle 7 del mattino a Bibione. 3 in tutto le persone ferite, in modo non grave un 60enne di Latisana, mentre un 30enne di origini albanesi ma con cittadinanza italiana è stato ricoverato in gravi condizioni all'Angelo di Mestre, colpito da un proiettile alla testa. Albanese sui 55 sarebbe anche lo sparatore, al momento in fuga. Il primo fatto di sangue sarebbe avvenuto in fondo a via Pirano, vicino alla sede della Europa Tourist Group, una multiservice che si occupa di turismo e giardinaggio. Vi lavorano 3 delle 4 persone coinvolte nelle sparatorie. Tutta gente che lavora e che conduce una vita abbastanza normale, diciamo pure normale. Ci risulta che ci sia una persona in fuga, non viene ritenuta pericolosa, quindi anche da questo punto di vista mi sentirei di tranquillizzare i cittadini, insomma tutte le persone che occupano la nostra località in questo periodo. Peraltro mi dicono non essere fatti legati né alla criminalità organizzata né anche a quella comune, è tutta gente, ripeto ancora una volta, che lavora. Quali motivi allora perché l'aggressore, dopo aver sparato in via Pirano, ha ripetuto il suo gesto a meno di 1 chilometro in via Vega ai danni di una terza persona albanese che sta nelle case popolari? La zona è molto abitata ma nessuno ha sentito nulla fino all'arrivo delle ambulanze. Pare poi che questo terzo ferito non sia un collega degli altri 2.
I colpi di pistola hanno lasciato diverse macchie di sangue sul marciapiede. Sconcerto sicuramente perché è un fatto grave. Noi non siamo abituati, insomma, nella nostra qualità a vivere episodi come questo. Ci rassicura il fatto, come ripeto ancora una volta, che non siano legati a fatti di criminalità. Intanto, da stamattina presto, c'è un uomo in fuga da Bibione, forse armato e con le sue tragiche verità. E purtroppo dobbiamo tornare a parlare di atti vandalici al piazzale del santuario di Monteberico. La preziosa balaustra in pietra di Vicenza è stata danneggiata ulteriormente. Infatti io era tanto tempo che non venivo qua, abbiamo fatto dei lavori qui in zona, ho detto con il mio compagnero ed andiamo a vedere. Monteberico, piazzale della Vittoria, sono solo passati nemmeno una ventina di giorni dall'ultimo danneggiamento della balaustra che cinge il punto panoramico più prestigioso di Vicenza, che si verifica un nuovo atto vandalico. Quando vedo che rovinano cose che hanno lavorato i nostri artigiani centinaia di anni fa, perché non avevano macchine per fare queste balaustre, hai capito? Erano tutti lavori a mano. Pena no, ma ammenda perché la pena nessuno la fa la pena, un'ammenda in base al danno che fanno. È accaduto nel fine settimana. Subito è stata allertata la squadra di pronto intervento di MCPS che ha provveduto a mettere in sicurezza l'area con transenne e fare la valutazione del danno. La polizia locale sta vagliando le immagini delle telecamere presenti per verificare la dinamica dell'accaduto e cercare di individuare eventuali responsabilità. Era accaduto così nel gennaio del 2020. Oggi l'amministrazione chiede la collaborazione da parte dei cittadini ed invita chiunque abbia visto o notato qualcosa a fornire utili informazioni alla polizia locale e alle forze dell'ordine per facilitare le indagini. Bisognerebbe educare la gente prima, mi sembra che manchi un po' di educazione, un po' di senso civico e che a monte ci sia proprio una perdita della sensibilità culturale. Esemplari, tutto cioè non saprei dirle, però come quelli che vanno sulla scalinata di Piazza di Spagna o purtroppo a Genova addirittura hanno appena inaugurato una statua di Paganini di bronzo, qualcuno ha rotto l'archetto del violino, cioè purtroppo c'è questo vandalismo imperante. Fanno un danno di 3.000 euro, fanno un preventivo e 3.000 euro tu lo fai pagare, non ha la possibilità, lo paga a rate come fanno tutti. È giovane, è minorenne, colpissi la famiglia. Adesso ci fermiamo per un breve break pubblicitario, rientriamo fra poco con i nostri collegamenti in diretta con tante altre notizie. A fra poco. Ben ritrovati in diretta con Focus TG. Come di consueto continuiamo con la cronaca in questo primo blocco, in questa prima parte del nostro giornale e torniamo a Vicenza dove sono stati arrestati 2 scippatori grazie al coraggio della vittima che è riuscita a dare l'allarme. Avevano scippato la borsa ad una donna in bicicletta, ma vengono intercettati dai carabinieri che li arrestano. 2 uomini di nazionalità indiana di 29 e 22 anni residenti nel Veronese si erano appostati in auto nella prima mattinata lungo la strada del Tormeno, attendendo la prima vittima. Hanno pazientemente pedinato una ciclista tenendosi a distanza per approfittare del momento opportuno. In un punto isolato della strada il passeggero dell'auto si è esposto dal finestrino allungando le mani sul cestino della bicicletta dove si trovava la borsa che hanno sottratto con rapidità accelerando immediatamente. La donna, che fortunatamente non è caduta, non si è persa d'animo e ha cercato aiuto. Fortunatamente una pattuglia della Setafa era nei paraggi e si è lanciata all'inseguimento dei malviventi che sono stati raggiunti e arrestati. La borsa è stata riconsegnata alla donna. E continuiamo a parlare di sicurezza, sempre a Vicenza. La questura continua i controlli straordinari nei quartieri più a rischio. 3 giorni di controlli non stop a Vicenza. Le forze dell'ordine passano al setaccio i quartieri a più alta tensione sociale, quelli dove sono più frequenti gli episodi di illegalità, le zone segnalate dai cittadini, da Campomarzo a Viale San Lazzaro, da Piazzale della Vittoria a Monteberico, all'intero centro storico, passando per i quartieri Maddalene, San Bortolo e San Pio X, e poi Viale San Lazzaro, Corso, Santi Felice e Fortunato, Via Zamenhof, Giardini Salvi, Parco Fornaci.
In prima linea 55 uomini e donne della Questura di Vicenza, dei Carabinieri, delle Fiamme Gialle, della Polizia Locale e del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato, che predispongono 7 posti di controllo in entrata e in uscita dalla città. Nel corso delle operazioni sono state identificate 143 persone, di cui 53 stranieri e 44 con precedenti penali o di polizia. Controllati anche 29 veicoli e 11 esercizi pubblici. Al termine delle attività operative il questore ha firmato 7 fogli di via obbligatori da Vicenza, 9 avvisi orali a italiani o stranieri con spiccata pericolosità sociale e 5 ordini di allontanamento dal territorio nazionale. Continuiamo a parlare di sicurezza, continuiamo a restare in provincia di Vicenza, sicurezza sul lavoro, blitz dei carabinieri in alcuni cantieri a Thiene, guardate l'esito appunto dell'intervento delle forze dell'ordine. Thiene, controlli nei cantieri edili, mega multa di 90.000 euro e denunciate 9 persone. Giro di vita dei carabinieri del nucleo dell'Ispettorato del Lavoro di Vicenza nel settore delle ristrutturazioni, che grazie agli incentivi del 110% sono in piena attività. Sotto accertamento 2 cantieri dove operano 9 società per verificare il rispetto delle normative sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, ma anche del loro sfruttamento. Su 16 operai controllati, 1 è risultato in nero, che ha costato alla società responsabile la sospensione delle attività. Complessivamente al termine del blitz sono state 7 le società edili per cui è stata disposta la sospensione dell'attività imprenditoriale per le gravi inadempienze riscontrate, soprattutto riguardo le norme di sicurezza. Gli accertamenti hanno consentito inoltre di recuperare contributi e premi assicurativi per un ammontare di 2.000 euro. E come promesso adesso ci colleghiamo, sarà solo il primo di una serie di collegamenti in diretta da Venezia, Palazzo della Regione, con Ilaria Marchiori in compagnia di Angelo Vernillo, consigliere comunale di Bassano del Grappa. È il giorno della consegna delle firme in Regione. Buongiorno Ilaria, raccontaci tutto. Sì, buongiorno Alex, buongiorno ai nostri telespettatori. E proprio come hai anticipato tu, è il giorno della consegna di queste 3.000 firme qui in Consiglio regionale. Infatti Angelo Vernillo è appena arrivato e i tempi sono strettissimi perché devono procedere alla consegna. Appena arrivato proprio qui in Consiglio regionale si è soffermato insieme a noi per darci insomma le ultime notizie, le ultime delucidazioni del caso, giusto Vernillo? Allora, qui vediamo una bella cartella, un bel faldone. Certo, qui dentro ci sono le firme, ma soprattutto ci sono le voci, ci sono le testimonianze dei cittadini e delle cittadine dell'area del Bassanese che in questo mese nei nostri banchetti si sono avvicinati per raccontarci cosa non va. L'ascolto è fondamentale per poter migliorare. Noi la portiamo oggi in Consiglio regionale perché è il luogo dove le decisioni sulla sanità vengono prese, dove si possono fare quei cambiamenti che sono necessari per la salute come diritto e valore per tutti. Ecco, un numero importante questo che vede le firme dei cittadini. Sì, sicuramente calcolando anche che arrivano da diverse città del Bassanese e calcolando che il periodo estivo o pre-estivo anche tiene un po' a casa la gente, però ogni volta che abbiamo messo i banchetti e i gazebi le persone sono accorse a firmare e quindi noi siamo sicuramente soddisfatti. Sul faldone c'è scritto prima tranche della consegna delle firme perché abbiamo detto che l'attenzione rimarrà alta, se le cose non cambiano noi con l'autunno ritorneremo in strada a chiedere ai cittadini di far sentire ancora la voce per una sanità che deve migliorare. Per cui non allentiamo la guardia, anzi inizieremo anche ad ascoltare i medici di medicina generale, gli infermieri e gli operatori sanitari perché la loro voce è ugualmente importante per migliorare la qualità della sanità non solo del Bassanese ma di tutta la regione. Diciamo che questa battaglia è solo all'inizio allora. Finché non ci sono dei cambiamenti la battaglia è all'inizio ed è una battaglia per tutti, non è contro nessuno ma è a favore di tutti. Adesso che cosa farete? Sì, certo, Scusami, dimmi.
ho visto che i tempi sono strettissimi, ti chiedo di porgere al tuo ospite una domanda che insomma riguarda la stretta attualità, perché ieri a Bassano c'è stata una commissione consiliare importante, un confronto con proprio l'assessore Manuela Lanzarin e con il direttore generale dell'ULSS 7 Carlo Bramezza. I cittadini vogliono risposte dalla politica, questo silenzio veramente è diventato un silenzio assordante. Com'è andata ieri? Allora, mi chiedono dallo studio, ieri c'è stato un incontro molto importante tra l'assessore Lanzarin e il direttore Bramezza. I cittadini vogliono risposte importanti dalla politica. Com'è andato? Ce lo può dire questo incontro? Ma è stato un incontro molto interlocutorio e anche a tratti deludente. Non ci sono state date le risposte che i cittadini hanno chiesto e anche il Consiglio Comunale che era presente di Bassano ieri all'incontro non ha ricevuto quelle risposte totali. Ci sono dei segnali di presa di coscienza di alcune cose, ma non in toto. E soprattutto non ci sono le risposte che i cittadini chiedono in termini operativi, anzi sembra quasi che tutte le difficoltà e le cose che non vanno sia colpa di qualcun altro, anzi c'è stato pure detto che è colpa dei cittadini che si lamentano, quasi che fosse colpa dei cittadini che le cose non vanno bene nella sanità, piuttosto che prendere coscienza anche da parte dell'assessore Lanzarin che ci sono delle cose da fare. Continuano a dire che lavorano, continuano a dire che fanno, ma noi non vediamo né i numeri né i cambiamenti, per cui l'attenzione è sicuramente alta. I cittadini vogliono risposte. Cos'è che non funziona? Beh, ci sono le liste di attesa sempre molto lunghe, ci sono degli spostamenti che i cittadini del Bassanese devono fare per andare a farsi curare o anche solo visitare l'ospedale di Sant'Orso. C'è un problema organizzativo importante nella nostra ASL che in mano, bisogna fare dei miglioramenti. Ci hanno detto che li stanno facendo, però si viaggia ancora a 2 velocità. Bassano va più lenta rispetto a Sant'Orso e ci devono spiegare il perché. Devono viaggiare almeno alla stessa velocità, qui non si tratta di fare battaglia tra ospedali, la ASL è unica, la ASL della Pedemontana è unica e tutti i cittadini della Pedemontana meritano un trattamento uguale. È questo quello che noi chiediamo e poi un grande impegno bisogna farlo sui medici di medicina generale, di base per intenderci, perché non è pensabile che ci siano dei cittadini che non hanno questa copertura. Vernillo, oggi lei non è venuto qui da solo, con chi c'è insieme a lei? Ma con me quest'oggi ci sono Luciano Fabris, Marica Dalla Valle di Marostica, ci sono Roberto Campagnolo di Bassano, Anna Taras di Bassano, Giuseppe Andolfato di Tezze sul Brenta e Ornella Falco di Bassano. E siamo in rappresentanza di un gruppo più ampio che comprende tutti i consiglieri di minoranza o quasi della zona del Bassanese ed anche dei cittadini che appartengono a liste civiche. Questa è una battaglia che non ha un colore, un marchio politico, non c'è il timbro di un partito sopra, ma c'è il timbro dei cittadini del Bassanese che chiedono un rispetto della loro salute e un diritto alla sanità. Ora che cosa farete con queste firme che lei sta tenendo strette qui al braccio? Sì, intanto pesano, insomma sono le copie della prima tranche. Segneremo al vicepresidente del Consiglio regionale Nicola Finco, che ringraziamo perché ci ha ricevuto quest'oggi e ci auspichiamo che possa ascoltare i nostri interventi e anche e soprattutto le parole dei cittadini e delle cittadine e che da qui possa partire un cambiamento reale, perché ieri l'assessore regionale e il direttore generale Bramezza non ci hanno dato le risposte che i cittadini chiedono. Grazie ad Angelo Vernillo, come vi avevo detto i tempi sono stretti, lasciamo andare Vernillo insieme agli altri, questa delegazione, a consegnare le firme, ma ci vedremo tra poco e insieme a noi ci sarà appunto il vicepresidente Nicola Finco. Se non ci sono altre domande restituisco la linea allo studio. Grazie a Ilaria Marchiori, tra poco allora saremo di nuovo collegati con Venezia, con il vicepresidente del Consiglio regionale Nicola Finco, che riceverà in custodia fra pochi istanti queste 3.000 firme che sono non sono solo 3.000 firme, perché si tratta di 3.000 famiglie, quindi potenzialmente sono oltre 10-12.000 cittadini che insomma nell'area del Bassanese chiedono un cambiamento, chiedono una sanità migliore. Insomma, questo passo in regione oggi è sicuramente importante e decisivo dopo insomma anche l'esito, come ci ha raccontato proprio in diretta poco fa il consigliere Angelo Vernillo, l'esito
molto non soddisfacente da parte insomma, di chi ha presentato appunto queste rimostranze dell'incontro svoltosi ieri con il direttore generale Bramezza e con l'assessore regionale alla sanità Manuela Lanzarin. Noi adesso ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria, rientriamo tra poco, come detto, con altri collegamenti, ma abbiamo ancora tante notizie di cronaca, dobbiamo parlare di siccità, dobbiamo parlare di tanta attualità del nostro territorio. A fra poco, restate con noi. Ben ritrovati in diretta con Focus TG. Allora, come promesso, continuiamo con la cronaca in attesa di collegarci di nuovo da Venezia in regione per appunto questa giornata importante, cruciale, giornata della consegna di oltre 3.000 firme di cittadini dell'area bassanese che chiedono una sanità diversa, una sanità migliore nell'ULSS 7 pedemontana. Detto questo, il Focus TG prosegue con tante altre notizie. Noi ci spostiamo a Montebelluna, dove i residenti sono preoccupati per alcuni furti avvenuti di recente in diverse abitazioni della zona. Parliamo della frazione di Caonada, insomma residenti che chiedono maggior sicurezza, ma nell'ultimo caso i ladri sono stati messi in fuga dai proprietari. Vediamo. Siamo in via Caldimezzo a Montebelluna, qui i residenti si lamentano per alcuni furti che sarebbero avvenuti nei giorni scorsi nelle case di questo borgo, anche in fondo alla strada che vedete alle mie spalle. Sono residenti esasperati al punto che hanno pubblicato sui social alcuni fotogrammi dei sistemi di videosorveglianza che ritraggono proprio i ladri mentre si arrampicano sui terrazzi per cercare di entrare, ma negli ultimi casi sarebbero stati poi messi in fuga dagli stessi residenti. E dicono sempre i residenti che la pista ciclabile, anzi la ciclopedonale che scorre qui è un ottimo luogo di osservazione per i ladri che si nascondono tra le piante e studiano le case in cui effettuare i colpi. I furti e i tentati furti sono avvenuti soprattutto nelle strade laterali di via Caldimezzo, ovviamente più nascoste, ma dove gli abitanti tengono alta l'attenzione segnalando movimenti sospetti. Una residente in particolare, infatti, ha raccontato sui social il tentato colpo dei ladri con tanto di fotogrammi delle telecamere di videosorveglianza. I tre malviventi avevano scelto il terrazzo della casa da utilizzare per entrare, ma l'abbaiare dei cani e l'allarme lanciato di chi era all'interno hanno messo in fuga i ladri. I residenti parlano anche di furti meno recenti in una zona più interna del borgo e in effetti la Tradotta, una lunga ciclopedonale frequentata durante il giorno e soprattutto nel fine settimana, è un ottimo punto di osservazione nascosto nella boscaglia. Travolto da un'auto in bici mentre era in vacanza in Sicilia, ferito l'ex sindaco di Mogliano ed ex assessore regionale Diego Bottacin. In questo post su Facebook il racconto del grave incidente che lo ha visto coinvolto. Diego Bottacin, ex sindaco di Mogliano e nel 2005 consigliere regionale, è stato travolto da un'auto mentre stava facendo un giro in bici. Il sinistro è accaduto in Sicilia, ricoverato all'ospedale di Agrigento, ha riportato diverse fratture, costole, sterno, clavicola. Fortunatamente non è in pericolo di vita. Sono fortunato a poterlo raccontare, si spiega al telefono, vista la dinamica dell'incidente. Bottacin si trovava a bordo strada quando a velocità sostenuta è arrivata una macchina nella stessa direzione di marcia che lo ha investito in pieno. Si trovava in Sicilia per fare un giro con la bicicletta. Da qualche anno scelgo ogni estate una destinazione diversa e mi faccio un giro solitario. La strada dove è avvenuto l'incidente è una tangenziale piuttosto trafficata a tutte le ore e soprattutto dove le auto sfrecciano a velocità. Immediatamente soccorso, Diego Bottacin è stato trasportato d'urgenza in ospedale dove si trova tuttora ricoverato. Grande rammarico, continua il politico, per aver dovuto interrompere un viaggio bellissimo, sicuramente il più vario ed interessante dei cicloviaggio che ho fatto. La prognosi sarà di qualche mese. I sanitari hanno spiegato che ci vorrà del tempo prima di poter tornare alla vita normale. Un abbraccio a tutti, termina il post e grazie di cuore per la compagnia che quest'anno mi avete fatto. Appena la notizia è stata postata sui social, sono arrivate moltissime telefonate di solidarietà. E come vi avevamo
annunciato proprio nel corso del nostro Focus TG giovedì scorso. Ieri a Casugana c'è stata la cerimonia di consegna di un attestato a Lorenzo Tassoni. Lo ricorderete, il giovane che ha salvato prendendo al volo, ha salvato la vita, insomma, prendendo al volo una bambina di 4 anni precipitata dal terrazzino. Vediamo com'è andata. Dove Lorenzo? Dove Lorenzo? Ti vuole bene Lorenzo? Sì. E tanto o poco? Mamma non vuole. Cosa vuol dire? La voglio questa. Bella, No. la bandiera della tua Italia, ma tu fra poco sei italiana. No. Al momento, come si vede, non vuole diventare sindaco la piccola Nor, a 4 anni protagonista di una storia a lieto fine. Giusto una settimana fa è precipitata da un terrazzo al secondo piano di un condominio di via Sant'Antonino sulle braccia del suo salvatore, il 28enne Lorenzo Tassoni. E oggi il sindaco Mario Conte ha riunito Lorenzo, Nor e mamma Fatima, ancora scossa per quanto accaduto. Io li ringrazio di essere qui oggi perché comunque è un gesto bello, una storia a lieto fine, ne avevamo bisogno anche se l'avremmo evitata tranquillamente, però insomma è andato tutto bene, la bambina sta bene, Lorenzo è stato straordinario, ringrazio anche la famiglia di Lorenzo e quindi questo abbraccio secondo me vale tutto e questo è il messaggio più bello che la nostra comunità oggi può ricevere. Basta, ridi mamma. Per la piccola solo un brutto gioco da dimenticare, per la mamma attimi di angoscia che non dimenticherà mai. Per me è un angelo, non ti dico se anche ringrazio, l'ho baciato neanche i piedi, ma non basta per me, perché sono la figlia unica, sono ancora sotto. Sì, va bene così, grazie. Lorenzo, forse questo è il regalo più bello, questo abbraccio. Sì, meno male è andato, sì, che appunto non sono io il protagonista, cioè è lei che sta bene. A Lorenzo, dal sindaco a nome di tutta Treviso, un piccolo grande segno di gratitudine. Un atto di grande coraggio e di straordinario altruismo che rende orgogliosa l'intera comunità e che rappresenta un insegnamento di responsabilità, correttezza e di rispetto della vita. Quindi con stima il sindaco Mario Conte. Grazie davvero di cuore. È un grande abbraccio che la comunità ti dà proprio per ringraziarti per lei. Grazie, molto gentile. Ma il vero premio per tutti è la vitalità di questa bambina che ha conquistato Casugana, sindaco in testa. Ciao. Ciao. Fatti Dai 5. E allora, fra poco cambiamo decisamente argomento, torniamo a parlare di sanità. Fra poco vedremo come è andata la consegna delle 3.000 firme in regione. Avremo ai nostri microfoni il vicepresidente del Consiglio regionale Nicola Finco, ma giusto per restare in tema, i disagi continuano, la disorganizzazione all'interno dell'ULSS 7 non dà segni di miglioramento. Ascoltate questa segnalazione di un nostro telespettatore costretto per mesi e mesi a lunghe sofferenze e poi insomma a uno sfogo che condivide con noi di Rete Veneta. Casi che fanno discutere, casi di disorganizzazione e disagi tanto diffusi da far dire sempre più spesso alle persone: quello è successo anche a me. Ricorderete la segnalazione di un paziente dell'ULSS 7 costretto da 1 anno a convivere con un catetere in attesa di un intervento alla prostata. Un incubo, una sofferenza continua che trova non solo la solidarietà di migliaia di cittadini, ma come detto, anche situazioni di analogo disagio. Io 2 anni fa mi sono trovato con un blocco urinario e ho dovuto andare alle 2 di notte al pronto soccorso ed eravamo in piena emergenza sanitaria. Il problema mio è che purtroppo dovevo essere operato e da marzo che ero andato al pronto soccorso sono stato operato a giugno con il catetere che ho dovuto cambiare in varie volte. Qui l'attesa è stata più breve, ma i problemi sono gli stessi e, come ci racconta il nostro telespettatore, anche le domande che la gente si pone sono sempre quelle. Io dico sempre, quando guardo i vostri servizi, Gaia e la Lanzarin, che vi erano sempre presenti tutti i giorni in diretta per il Covid, dove sono andate a finire? Come mai non prendono posizione e non dicono una parola riguardo a tutti questi disservizi
dell'ospedale di Bassano. È una cosa inammissibile, non è umanamente accettabile una cosa del genere. Io le dico la verità, se dovessero farmi la proposta di andare ad Asiago o andare a Sontorso, mi rifiuto categoricamente e dico a loro, se mi accompagnate a spese vostre, ok, venite, mi portate a casa, però non è ammissibile che quelli da Asiago vengono a Bassano e quelli da Bassano vanno su ad Asiago o viceversa. E gran parte sono pazienti anziani che devono essere accompagnati, devono avere qualcuno con la macchina che li porta su e giù. Mezze giornate intere perse. Quello che a me stupisce è che la Lazzarini non ha mai preso una decisione di dire come stanno le cose e come mai succede questo. E poi, siccome i direttori sanitari e anche i primari e quant'altro dipendono dalla regione, sono loro che li hanno nominati, no? È la regione che dovrebbe guardare e controllare come funziona un'azienda sanitaria. Dovrebbero vergognarsi, ma vergognarsi veramente. E continuiamo a parlare di sanità anche nel prossimo servizio, dove la denuncia è quella della carenza di infermieri che sta mettendo in ginocchio diverse case di riposo. I dati del fenomeno sono questi sulla programmazione: 9.000 posti per infermieri, 7.000 coperti e quindi un buco nella programmazione di 2.000 infermieri in difetto, una programmazione dei medici che passa da 17.000 a 21.000 e ci sono 21.000 posti coperti. Questa è la differenza, sostanzialmente una professione è appetibile, l'altra no. È la fredda istantanea dei numeri che il NURSIN traccia nell'evidenziare oggettivamente la carenza degli infermieri, una tendenza che nemmeno in prospettiva sembra invertirsi a breve, figlia anche dell'esperienza dei sanitari durante la pandemia. Ci sono inoltre situazioni ancora peggiori, come nelle residenze per anziani. Solo in provincia di Vicenza ne mancherebbero oltre 200, una vera emergenza che sta scatenando una vera guerra tra poveri, secondo la CGIL. Direi un clima quasi da Far West attualmente, soprattutto per quanto riguarda la ricerca di personale, in cui vince chi ha la possibilità di offrire di più. Per far sì che non ci sia una guerra tra poveri, tra le case di riposo, piuttosto che tra gli ospedali e le case di riposo, noi avevamo già proposto una soluzione a suo tempo, che è quella di un unico contratto nazionale per tutti gli infermieri, indipendentemente dal posto in cui lavorano. La programmazione esiste, i posti messi a bando all'università esistono, non si presentano i giovani ad intraprendere questa professione. Per un discorso sostanzialmente di rischio che si è evidenziato nella pandemia, di sacrificio, lavoro notturno, lavoro domenicale, reperibilità. Questo è un grosso sacrificio alla lunga. Visto l'aumento dell'età media della popolazione e di conseguenza anche delle richieste di nuovi posti nelle strutture, risolvere questo problema urgentemente diventa inderogabile. Un tavolo tecnico di concertazione con tutti gli attori coinvolti diventa imprescindibile. Il problema che si ritrovano ad avere i cittadini è una scarsa assistenza all'interno di questi luoghi di cura, ma il problema che si deve porre la politica e i sindacati è un problema contrattuale, non si risolve con la programmazione, ma si risolve con elementi contrattuali che incentivino questa professione. Parliamo adesso di Covid, i numeri parlano chiaro, il Covid non è sparito, il Covid è ancora presente e i bassanesi in questo prossimo servizio dove abbiamo raccolto le loro voci dicono non ne siamo ancora usciti, bisogna mantenere alta la guardia. Sentiamo. Una curva, quella dei contagi da Covid, che torna a spaventare e dietro a questa impennata c'è probabilmente Omicron 5, sottovariante particolarmente contagiosa, che sta portando giorno dopo giorno ad una rapida risalita della curva epidemica. Credo che tornerà anche piuttosto grave, non per morire ma per essere infettati, perché adesso abbiamo mollato tutto, siamo italiani, perciò non guardiamo a niente, diciamo va bene, adesso apriamo tutto e chi se ne frega, ma è questa la storia. Penso che a settembre, dopo le vacanze, poi tutti si ammasseranno sulle spiagge, dopo le vacanze ci sarà una bella infezione, non certo di morti, ma comunque già ieri mi pare siano 60 morti e non sono pochi. Guardi, noi giriamo con la mascherina e abbiamo le 3 vaccinazioni e non è che non ci faccia paura, abbiamo una certa età, ovviamente ci fa paura. Continuerà ancora, perché l'ambiente che è molto degradato. Vediamo tanto sporco in giro, quello fa paura perché per esempio adesso col caldo, i germi, i batteri, ce ne saranno ancora di più.
Aumenteranno sicuramente i casi, anche perché c'è più gente in giro, c'è più promiscuità, c'è più gente che non ha più, diciamo, le attenzioni che aveva prima, quindi né mascherine né distanziamento, e quindi credo di sì che torneremo. Lei ha paura? No, proprio per niente. Secondo me si ritorna, però è importante fare i vaccini, li abbiamo fatto il terzo, se c'è da fare il quarto, faremo anche il quarto. Lei ha paura a tornare ai numeri di un anno fa? Anche no. E ieri è stata una giornata funestata da due lutti importanti nel mondo dell'imprenditoria del Veneto. È scomparso Leonardo Del Vecchio, il fondatore di Luxottica, aveva 87 anni. Lavorare, lavorare, lavorare. È stato questo il motto di una vita per Leonardo Del Vecchio, fondatore di quella Luxottica diventata leader mondiale degli occhiali, simbolo indiscusso del Made in Italy, motore di un'intera valle, l'Agordino, e di tutto il bellunese. Se n'è andato 87 anni Del Vecchio, che si trovava ricoverato al San Raffaele a Milano. L'ultima grande impresa, la fusione della sua creatura con la francese Silor, aveva portato alla creazione del più grande polo dedicato alla vista, l'obiettivo di un'esistenza, 80.000 dipendenti, 9.000 negozi, un impero. Azionista tra l'altro di Mediobanca e Generali, la sua ricchezza attraverso l'holding di famiglia Delfin quest'anno è stata valutata dalla rivista Forbes in circa 25 miliardi di euro. Eppure tutto è iniziato nella Milano di fine anni 30, dove ultimo di 4 fratelli perde presto il padre e viene affidato al collegio dei Martinit, l'orfanotrofio. Garzone, in una fabbrica di coppe e medaglie, decide di iscriversi ai corsi serali dell'Accademia di Brera. Le incisioni metalliche lo appassionano e la fame di farcela lo porta ad Agordo. L'occhialeria nel bellunese è già in fermento, il posto ideale per mettersi alla prova, ripartire da zero. L'epopea di un'impresa diventa quella di un territorio. Luxottica consente alla gente di montagna di rimanere, di farlo con dignità. Tra queste mura nasce il welfare aziendale moderno, il concetto stesso di responsabilità sociale d'impresa. L'attenzione ai giovani è sempre stata dichiarata e praticata nelle sue rare interviste, forse la principale preoccupazione. Questa è la cosa più grave per l'Italia, cioè praticamente quando un giovane non lavora, e secondo me non ha neanche la morale per studiare, cioè non ha più voglia di fare niente, non vede futuro, quindi questa è la situazione peggiore in cui un giovane si possa trovare. Fuori dai cancelli degli stabilimenti veneti di Luxottica, Cencenighe, Sedico, Pederobba, prevale la costernazione. Ad Agordo nessuna parola, è di circostanza. Una leggenda, per abbreviare la cosa. Ha cambiato l'identità di Agordo in bene, creando tantissimi posti di lavoro e anche un benessere diffuso. Ci mancherà, ma non solo nella nostra vallata qua, in tutta la provincia. Il papà è il nonno di tutti gli agordini. Abbiamo avuto una grande perdita ed era uno di famiglia. Un'aria abbastanza pesante. Siamo tutti molto rattristati, ovviamente. Non ce l'aspettavamo. Fulmine a ciel sereno. Qui rappresentava tutto, ma soprattutto a livello di sentimenti, cioè proprio l'affetto verso di lui. Non era solo una questione è una cosa triste, molto molto triste. Preoccupazione, sgomento, siamo rimasti un po' tutti male. Non ce l'aspettavamo, non era una cosa che nessuno ci aveva detto, insomma, che poteva succedere. Rappresentava tutto. Rappresentava Luxottica in tutto e ogni dipendente. Io lavoro da 25 anni qui e... Ciao Leonardo. E sono i giorni del cordoglio in Agordino, ma anche della preoccupazione. Il cuore di Luxottica resti ad Agordo, è quello che chiedono e sperano tutti. Ci auguriamo come amministrazione, mi auguro come sindaco, che il cuore comunque rimanga sempre a Agordo, perché Agordo rappresenta Luxottica e quindi
sono convinto che Agordo rimarrà comunque sempre un centro importante nella pianificazione e nella programmazione di Luxottica. Nel giorno del grande dolore è il sindaco di Agordo, dove tutto ebbe inizio, a dire quello che in tanti da queste parti pensano e sussurrano. Il cuore di Luxottica, nonostante la grande alleanza con Essilor, deve rimanere qui, al cospetto delle pale di San Lucano e dell'Anier. Vogliamo che quello che lui ha impostato, ci terremo particolarmente che quello che lui ha fatto in tutti questi anni qua rimanga sempre vivo ad Agordo. E alla cittadina bellunese, guarda, lo stesso presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha portato la comunità di Agordo e il paese intero al centro del mondo dell'innovazione. Le parole del Premier, la sua storia un esempio per tutti, gli fa eco da Bruxelles il commissario Paolo Gentiloni. Lo ricorda come uno degli artefici della riscossa della nostra terra il governatore Luca Zaia. Il Veneto, dice, gli deve molto. Oggi è una giornata triste, scrive il ministro bellunese Federico D'Inca. Di un vuoto enorme parla il presidente della provincia di Belluno Roberto Padrin, mentre un grazie arriva dall'associazione Bellunesi nel mondo. C'è poi il mondo dell'impresa. Siamo tutti orfani, senza di lui la storia del bellunese sarebbe stata diversa, afferma Laurent Berton, presidente degli industriali bellunesi. Del Vecchio, esempio di visione globale per Leopoldo Destro di Assindustria Veneto Centro. Ha garantito sviluppo, sottolinea dalla Confartigianato bellunese Claudia Scarzanella. Un messaggio preciso parte da CNA. Io mi auguro che chi adesso ha le redini della Luxottica e tutto quello che ci gira intorno riesca a mantenere per il territorio bellunese quell'occhio particolare di attenzione che ha avuto sempre Del Vecchio nella sua storia. Il passaggio è delicatissimo. Del Vecchio era presidente esecutivo di un grande gruppo, metà italiano, metà francese. Per i sindacati va prestata massima attenzione. Dobbiamo capire appunto cosa succederà. Speriamo che rimangano quelle scelte fondamentali che hanno caratterizzato la gestione di Del Vecchio. È importante per noi il fatto che Luxottica insieme con Essilor resta comunque un'impresa italiana dal punto di vista della governance. Ho iniziato a fare il lavoro di sindacalista con lui al tavolo, penso la prima riunione 24 anni fa. Lui era anche una persona dura nelle trattative, ma aveva chiaro il valore del lavoro e dei lavoratori che lavoravano per lui. Per questo lo stimerò per sempre. Quando scompare un padre c'è sempre il disorientamento, saremo in grado, che cosa sarà dopo di noi, però questo padre ha lasciato, credo, fondamenta ben piantate sulla terra e anche una impostazione dell'azienda Luxottica che è molto, molto chiara e molto evidente. E come dicevamo, ieri il Veneto ha perso due grandi imprenditori, Leonardo Del Vecchio, ma ieri è scomparso a Bassano anche Gianfranco Aquila, il titolare delle Penne Montegrappa. Dopo una lunga malattia se n'è andato Gianfranco Aquila, 79 anni, definito da tutti il signore delle penne, titolare di Montegrappa e Tibaldi, due colossi nella produzione di penne soprattutto stilografiche. La morte avvenuta nello stesso giorno in cui si è spento anche Leonardo Del Vecchio, 87 anni, fondatore di Luxottica, iconica azienda di occhiali del Bellunese. Originario di Benevento, Aquila si trasferì a Bassano, dove portò la storica ditta del lusso all'ex centrale elettrica lungo il fiume Brenta. Splendidi oggetti d'arte, oltre che strumenti di scrittura, esemplari che furono consegnati nelle mani di personaggi illustri, da Gianni Agnelli a Fernanda Pivano, da Paolo Coelho a Papa Giovanni Paolo II, solo per citarne alcuni. Resta memorabile la stilografica tempestata di diamanti messa in vendita da Harrods per oltre 1 milione di euro. Tanti messaggi di cordoglio, soprattutto via social, per la perdita di un grande imprenditore che ha portato il nome di Bassano in tutto il mondo. L'ultimo saluto a Gianfranco Aquila martedì pomeriggio alle 15:30 nella chiesa del convento dei frati Cappuccini in Margnan. Piccola pausa pubblicitaria per noi adesso, rientriamo fra poco con tante altre notizie. 13:10, ben ritrovati a Focus TG, siamo in diretta e lo saremo fino alle 13:30, quindi c'è tempo e spazio per tante altre notizie dal territorio. Iniziamo da Venezia, dove è partita la riforma dei plateatici, liberato, tra virgolette, insomma, il Ponte di Rialto.
Il Comune di Venezia ha prorogato al 30 settembre i cosiddetti plateatici Covid, come stabilito dalla legge nazionale, limitatamente ai locali che ne erano privi, escludendo quindi ampliamenti dei plateatici ordinari. Ma soprattutto l'attività è ora concentrata nella riforma dei pianini, 19 per l'esattezza, che coprono circa l'80% dei plateatici presenti a Venezia città. I nuovi pianini prevedono sostanzialmente modifiche rispetto alle precedenti pianificazioni, togliendo criticità e migliorando l'offerta commerciale, ma allo stesso tempo considerando le necessità di vivibilità dei cittadini residenti. Per la prima volta è stata discussa la pianificazione del territorio, coinvolgendo le associazioni cittadine, e non solo, come era prassi, fare con le associazioni di categoria. Naturalmente l'operazione è condotta in strettissima collaborazione con la soprintendenza e prende in esame anche aree particolarmente delicate come quella di Rialto. Significativo per i veneziani sicuramente aver liberato dal plateatico i due lati del ponte di Rialto che impedivano insomma la visibilità della Madonna, appunto il bassorilievo che sta in questo meraviglioso ponte. Parliamo adesso di siccità. Nel prossimo servizio vi raccontiamo di un salvataggio particolare, quello di 300 pesci salvati dalla siccità nelle acque del canale Alicorno. È andata bene a fronte di una situazione molto difficile di siccità e a fronte del fatto che i pesci che si trovavano nel canale Alicorno, che costeggia l'Orto, avevano un'importante carenza di ossigeno. E la maggior parte si è riuscita a salvarla e a trasferirla al canale Bacchiglione, al vicino canale Santa Chiara, soprattutto grazie alla collaborazione di una serie di soggetti, istituzioni e davvero persone che abbiamo potuto incontrare in questa occasione, come Dario della cooperativa Piovego, che hanno lavorato all'interno di un progetto che è Padova e i suoi canali, e che ha visto anche la collaborazione di un ricercatore della nostra stazione idrobiologica di Chioggia, e è stata un'occasione per lanciare anche un segnale: dobbiamo prenderci cura di quello che ci circonda. Un'operazione, quella che avete fatto, che va anche a tutela della salvaguardia della salute pubblica, perché il problema dei pesci è sì che muoiono i pesci, ma è anche che nel momento in cui muoiono si crea un disagio per la cittadinanza. Sicuramente dobbiamo guardare l'aspetto ambientale, cioè non arrivare al punto, evitare in tutti i modi di arrivare al punto di una crisi come questa, perché un collasso ecologico alle porte vuol dire perdere, diciamo così, tutta una serie di nicchie ecologiche per molto tempo, perché poi quando si riapre l'acqua non torna l'habitat come prima in pochi giorni, ha bisogno di molto tempo per ricostituirsi, quindi questo è da evitare. Però l'aspetto così, diciamo così, emergenziale vero e proprio è quello della salute pubblica. Nel momento in cui cominciassero a morire numerosi pesci, vorrebbe dire trovarsi con i cadaveri e problemi di degradazione e putrefazione, problemi batterici e odori molto forti. E ricordiamo che ci sono zone residenziali che si affacciano sui canali interni. L'emergenza oggi è generale in tutti i canali del centro storico cittadino. Da sempre l'onorevole di Forza Italia Roberto Caon porta avanti la sua battaglia per il completamento dell'idrovia Padova-Venezia, ora più necessaria che mai, viste insomma le condizioni meteo che insomma hanno fatto scattare in tutta la regione l'allarme siccità. In un periodo di siccità come quello che stiamo vivendo, un'opera fondamentale sarebbe l'idrovia Padova-Venezia. A dirlo l'onorevole di Forza Italia Roberto Caon, che da anni si spende perché venga finita questa importantissima infrastruttura. Sono 27 km di canale in totale, per una larghezza media di 35-40 metri, tenendo in considerazione che poi in certi posti ci saranno anche delle anse per lo scambio, diciamo così, dei battelli, sarebbe una grande riserva d'acqua. Un'opera utile sia per l'agricoltura che per il commercio. Sarebbe infatti un canale navigabile che permetterebbe anche lo scambio di merci, utile per scolmare i fiumi in caso di piogge violente
utile come riserva d'acqua. L'iter parlamentare è completo, ora bisogna realizzare l'opera. L'iter che io ho fatto in Parlamento è completo ormai, serve un miglior piglio politico da parte di tutti per portare a casa quest'opera che sta diventando fondamentale sia per la sicurezza idraulica quando c'è tanta acqua e quando c'è poca acqua. L'impegno, esorta l'onorevole Caon, deve essere di tutte le forze politiche a tutti i livelli amministrativi. Io sto facendo un appello a tutti, non voglio colpevolizzare nessuno, l'iter diciamo così parlamentare le ho provate tutte, le ho fatte tutte, anche a buon esito, a unanimità il cartellone non si vede quasi mai dentro il Parlamento, su quest'opera ho avuto l'unanimità, perciò basta solo avere il piglio politico e portare avanti quest'opera che è diventata fondamentale, ripeto, per il nostro territorio. Parliamo adesso del ponte sul Brenta a Curtarolo, tutto pronto per l'abbattimento di sabato. Praticamente in questi giorni stiamo facendo le ulteriori operazioni di riduzione della massa del cemento del ponte e verranno tolti anche i pezzi in ferro che vedete che sporgono diciamo dalla struttura del ponte, poi sabato verranno collocate le microcariche in vari punti del ponte e ci sarà l'esplosione. Il cantiere non si ferma, sono gli ultimi giorni prima dell'abbattimento di una parte del ponte sul Brenta che poi verrà sostituita e consentirà alla viabilità dell'Alta Padovana di ritornare sicura come un tempo. Sabato il D-Day con microcariche di esplosivo che faranno sbriciolare il manufatto. I detriti che cadranno nel fiume saranno raccolti da una chiata con una gru che è posizionata già all'interno del fiume, che sta già raccogliendo in questi giorni dei detriti appunto da questi lavori di smussatura che vengono fatti dello scheletro del ponte per ridurre il più possibile il ponte, verranno raccolti, verranno posizionati sui cami che poi nella riva del ponte poi porteranno via i detriti, quindi si lascerà il meno possibile in acqua. Sabato mattina la viabilità a Curtarolo sarà modificata con la strada che resterà chiusa per sicurezza per almeno un paio di ore. Verrà verificata la staticità perché potrebbero succedere dei problemi nell'esplosione, ma insomma è un'esplosione in assoluta sicurezza che creerà meno disagi possibili sia alla popolazione residente sia agli usufruitori normali del passaggio nel ponte. Parliamo adesso di politica perché la vittoria di Tommasi a Verona, Damiano Tommasi, nuovo sindaco della città scaligera, ha aperto una ferita all'interno del centrodestra. Allora facciamo una breve analisi della situazione nel prossimo servizio. Da oggi mi auguro si inizi a scrivere anche una storia diversa qui in Veneto, anche grazie ai risultati di queste elezioni amministrative. La festa a Verona per la vittoria di Damiano Tommasi è la festa di tutto il centro-sinistra che esce da questi ballottaggi con la sensazione che l'aria sia davvero cambiata. La perdita del comune di Feltre si fa meno amara con la conquista del capoluogo scaligero, storica roccaforte del centrodestra. Rappresenta per noi davvero un risultato storico di grandissimo rilievo che penso possa aprire una fase nuova a Verona. Perde il centrodestra sicuramente e vince una coalizione civica in cui certo c'è anche il PD, c'è anche un'attrazione forte del centro-sinistra, ma Tommasi ha saputo dimostrare di allargare, che è quello che dobbiamo provare a fare anche in Veneto. La vittoria a Verona oltrepassa i confini della città, da qui per Martella si inizia a scrivere un nuovo capitolo per il centro-sinistra. La rinascita, la ricostruzione del PD in Veneto parte anche dalle città, parte dalla capacità di parlare dei temi che riguardano i veneti, di fare delle proposte e naturalmente le prossime scadenze che avremo, a cominciare da quella di Vicenza, le affronteremo con una grande voglia di vincere. Per Giacomo Possamai c'è una sola strada vincente percorsa dal PD. Noi, a differenza del centrodestra, alle amministrative, e non vale solo in Veneto, scegliamo progetti locali, cioè mettiamo insieme le persone che stanno bene insieme, penso alle coalizioni, e facciamo programmi pensati per il territorio. Non ci sono leader nazionali che si trovano ad Arcore, a Roma o dove si devono trovare e scelgono sulla testa dei territori. Perché la vittoria a Verona ha dimostrato che nessuna sfida può essere considerata impossibile e così si guarda alle prossime amministrative nel 2023. Il centro-sinistra è pronto a giocarsi fino in fondo la sfida del comune di Vicenza, senza dimenticare la partita più complessa di Treviso. E lo sguardo guarda ancora oltre al 2025, alle elezioni regionali. Qualcosa in Veneto si è chiuso. Un ciclo politico mi pare al tramonto. Zaia non sarà più candidato. Quello che è successo anche in queste ultime elezioni dimostra quello che sto dicendo e quindi
è assolutamente necessario per noi e per il centro-sinistra e per le forze civiche, non solo quelle di sinistra, ma quelle ambientaliste, quelle anche moderate e liberali, farci trovare pronti con un progetto alternativo. Questo era il punto della situazione in casa del centro-sinistra. Adesso vediamo per il centrodestra, insomma, quali sono le considerazioni da fare. Mentre Salvini aveva fatto questa scelta di dire dialoghiamo con Tosi, Zaia ha messo un veto pesante, dico, ripeto, soprattutto attraverso Marcato, ma l'ha detto lui stesso, ha appoggiato in maniera esplicita, netta, chiara Federico Sborina, chi ha voluto per il mancato apparentamento, ha fatto del male al centrodestra, ha fatto del male a Fratelli d'Italia e alla Lega e anche a Forza Italia, comunque a tutto il centrodestra, e quindi Sborina, non apparentandosi, non avendo a cuore l'unità del centrodestra, non essendo stato un buon sindaco, perché ripeto 32% al primo turno vuol dire che non sei stato un buon sindaco, ha fatto il suicidio perfetto del centrodestra a Verona. Flavio Tosi, il candidato che avrebbe potuto essere il l'ago della bilancia dei ballottaggi a Verona, sgancia la bomba a metà dello spoglio e fa esplodere un nuovo caso nel centrodestra e probabilmente ancora di più in casa Lega. È proprio Roberto Marcato, chiamato in causa da Tosi, a replicare. Io lo conosco bene e lui ha questo atteggiamento di cercare sempre le cause e le colpe in qualcuno, in qualcosa che non sia lui. Sta di fatto che noi siamo arrivati divisi, questo è il tema. Anche l'ex sindaco Sborina non crede che un apparentamento con Tosi avrebbe potuto cambiare l'esito del voto. Io rispetto al primo turno ho preso circa 8.000, insomma, a memoria 8.000 voti in più. Non c'è la prova contraria, ma probabilmente ne avrei presi molti meno, perché per chi conosce le dinamiche di questa città in questi 5 anni, in questa campagna elettorale, l'elettorato che mi ha votato il primo turno, tanti non sarebbero tornati a votare. Dunque sembra ormai arrivato il momento del confronto che si preannuncia quanto mai infuocato all'interno del centrodestra. Se invece adesso ci lecchiamo le ferite dicendo che va tutto bene, o dandoci delle pacche sulle spalle, se noi non prendiamo atto di quello che è successo e non reagiamo come siamo in grado di fare, noi rischiamo di perdere anche la regione. E ancora più tesa sembra essere la situazione tutta interna alla Lega, dove, ammette Gian Antonio D'Arè, la resa dei conti è già iniziata. Verona farà scuola e soprattutto farà anche riflettere su tante cose, anche all'interno del nostro partito sicuramente. Una riflessione va fatta profonda, il malessere c'è, lo abbiamo manifestato in varie misure. Vorrei ricordare che dopo ogni campagna amministrativa ci troviamo sempre con dei vincitori e degli sconfitti, però è pur vero che da qui a pensare che ogni elezione sia una regola per parlare di politica, di successo o insuccesso del centrodestra piuttosto che del centrosinistra mi sembra abbastanza fuori luogo. È il commento del presidente del Veneto Luca Zaia. Intanto pronto ad un confronto tra gli alleati anche Fratelli d'Italia con Enoch Soranzo, che se ribadisce l'importanza di un centrodestra unito alle prossime elezioni, dall'altra si toglie qualche sassolino dalla scarpa. Sicuramente puntare il dito sarebbe facile, però è anche vero che i padovani hanno atteso la decisione di Verona e quindi stasera noi ci troviamo che abbiamo atteso che si sciogliessero i nodi a Verona per portare avanti una candidatura a Padova e ci troviamo a aver perso sia Padova che Verona. Allora noi andiamo avanti perché la consegna delle 3.000 firme in regione con il vicepresidente del Consiglio regionale Nicola Finco, che ha ricevuto la delegazione dei consiglieri della vasta area bassanese che insomma sono sbarcati questa mattina a Venezia, sta andando un po' per le lunghe. Questo vuol dire che c'è confronto, che c'è dialogo, o perlomeno insomma che i consiglieri dell'area bassanese stanno discutendo, stanno portando la voce e le problematiche dei cittadini in regione. Ilaria Marchiori, collegata con noi da Venezia, insomma ci aggiorna passo dopo passo. Sono ancora chiusi in ufficio, quindi insomma c'è ancora un dibattito, un confronto aperto. Noi vedremo se riusciremo nel corso di questo Focus TG a collegarci di nuovo con Venezia, altrimenti l'appuntamento sarà solo rimandato alle edizioni serali dell'informazione su Rete Veneta, con tutte le interviste e con chiaramente tutte le informazioni su questa giornata
potenzialmente cruciale per la sanità del Veneto, per l'ULSS 7 pedemontana. Noi adesso cambiamo completamente discorso e scenario, perché entriamo nel mondo dello sport e del ciclismo in particolare. Sarà un'estate e una stagione autunnale ricca di appuntamenti sulle due ruote. Ci riepiloga un po' il tutto il campione di ciclismo Filippo Pozzato. È tempo di ciclismo, è il tempo giusto ed era tempo che appassionati e sportivi aspettavano di poter tornare a respirare l'aria delle grandi corse. Un territorio, il Bassanese, che grazie anche all'impegno di Filippo Pozzato si riscopre protagonista e diventa il centro di una serie di eventi con annesse sorprese ancora top secret. Ma quali sono le corse da cerchiare in rosso sul calendario? La prima in ordine di data sarà sicuramente il 12 di ottobre, sarà il Giro del Veneto che abbiamo ripreso in mano l'anno scorso su grande richiesta della regione, che ci crede molto in questa corsa storica. L'abbiamo ripresa in mano, abbiamo fatto il solito finale, quello classico, con l'arrivo a Padova. Quest'anno ci sarà un piccolo cambiamento e sarà molto più coinvolta la provincia di Vicenza. Poi c'è la Gravel, che l'anno scorso abbiamo fatto per primi, siamo stati i primi a fare una corsa per professionisti con le bici gravel, è piaciuta molto e quest'anno sicuramente l'arrivo sarà sempre su Piazzola. E poi la Gran Fondo per tutti gli amatori. Gli appassionati possono partecipare sulle strade che poi affronteranno i corridori il giorno dopo per la Veneto Classic, e anche lì abbiamo un bel progetto per il finale, sempre su Bassano, ma con qualcosa di veramente storico e veramente divertente e spettacolare per il pubblico. E da qualche giorno il museo di Cison, il museo dedicato alla radio, si è particolarmente arricchito. Scopriamo di cosa nel prossimo servizio. Con questo annuncio il 6 ottobre 1921 iniziava in Italia l'era della radio e con essa la prima vera rivoluzione della comunicazione senza fili. E la radio è stata ed è ancora uno dei segnali dell'evoluzione e del cambiamento della nostra società, delle grandi città, come dei piccoli centri, fino alle più piccole sperdute case rurali. Sta qui il suo fascino che ha portato tanti bambini di ieri a diventare appassionati collezionisti di oggi. In mezzo ci sono radioamatori, quelli che hanno fatto le radio libere, chi se le ha costruite in casa e chi le ha fatte diventare oggetti d'arte. Insomma, la radio è e sarà sempre un pezzo della nostra storia. E qui a Cison la storia la racconta il locale museo della radio, che in questi giorni si è ampliato. Una persona ha fatto una donazione all'associazione con l'obbligo di dividere i materiali. Uno dei gruppi è stato assegnato a questo museo. Per capire il valore dell'ascito basta conoscere la lista degli altri musei. Museo della RAI di Torino, Museo dell'Elettricità dell'Università di Pavia, Museo delle Comunicazioni di Arezzo e Museo alla Cittadella di Alessandria. E tra queste stanze il sottofondo sonoro scandisce la nostra storia, perché anche qui a Cison, come in tutta la Marca, il Veneto e l'Italia, sono riecheggiate queste voci, magari emesse da una radio come questa. Abbiamo pazientato 40 anni, ora basta! L'ora delle decisioni irrevocabili. Nell'intento di risparmiare ulteriori e più gravi sciagure alla nazione, ha chiesto un armistizio al generale Eisenhower. Qui a Radio Milano Liberata, in nome del popolo italiano, il Comitato di Liberazione Nazionale per l'Alta Italia assume tutti i poteri civili e militari. Oltre 300 esemplari di tutte le epoche, sui quali ogni visitatore riconoscerà un pezzetto della propria storia. Un museo da visitare, perché nella vita di ognuno di noi c'è sempre una radio. E dopo 2 anni di sospensione tornano i fuochi di Ferragosto in Prato della Valle.
Manca solo l'annuncio ufficiale, ma è confermato. A Ferragosto torna il tradizionale spettacolo pirotecnico di Prato della Valle. Dopo 2 anni di stop imposti dalla pandemia con il divieto di assembramenti, l'amministrazione comunale ha deciso di tornare ad organizzare i fuochi d'artificio. L'assessore Antonio Bressa, fresco di riconferma alla delega del commercio, ha confermato che è già al lavoro per organizzare uno spettacolo magico. Dopo la ripresa degli spettacoli, dei concerti negli stadi e degli eventi di piazza, anche l'organizzazione dei fuochi d'artificio è tornata possibile, nonostante i contagi da Covid non si siano mai fermati. Lo spettacolo pirotecnico dovrebbe iniziare il 15 di agosto verso le 23:30 con i fuochi che incorniceranno l'isola Memmia e il Prato. Uno spettacolo con voci narranti, musica e botti quasi sicuramente ad impatto zero e a volume contenuto. Termina qui questa edizione di Focus TG, vi ricordo gli appuntamenti serali con TG Bassano e TG Vicenza. Grazie per aver scelto la nostra informazione, appuntamento a domani.